Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Ritroviamo in nostra compagnia Massimo Candura, grazie per essere con noi. Grazie, bentrovati a tutti, buona. Massimo Candura, candidato per la Lega Nord, per la coalizione del centrodestra, nel collegio uninominale per il Senato, collegio di Veneto 03, il collegio di Treviso, che poi oltre al capoluogo della Marca comprende anche Vittorio Veneto, Conegliano, Mogliano e diciamo un po' tutta la parte centro-orientale della provincia. Allora, Candura, un tema su cui anche il leader del partito che lei rappresenta, lo ricordiamo, lei è il segretario, tra l'altro, comunale di Treviso della Lega Nord, il suo segretario nazionale Salvini ha rilanciato con forza, ne ha fatto uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale, il tema della flat tax, proprio come, diciamo così, punto di partenza e di rinnovamento di un sistema fiscale italiano che, lo sappiamo, tante polemiche continua a generare, anche tante inefficienze, visto anche il tasso di evasione oggettivamente molto alto. Innanzitutto le chiedo di spiegarci brevissimamente cosa significa flat tax? Allora, tradotto alle volte come tassa piatta, andrebbe più che altro tradotto come aliquota unica. Noi proponiamo un'unica aliquota, sicuramente gli ascoltatori sanno, perché per necessità purtroppo, che le aliquote in Italia sono progressive e aumentano in base all'aumentare del reddito, quindi sulla fetta di reddito maggiore si paga un'aliquota maggiore. Il nostro punto di partenza è quello di fare un'aliquota unica, che vorremmo al 15%, anche se altri alleati chiedono, pur essendo d'accordo sull'aliquota unica, preferirebbero uno scaglione leggermente superiore. Modulare la progressività delle imposte, non come chiede la Costituzione, che parla di progressività del fisco, della fiscalità, non più sulle aliquote ma sulle detrazioni. Mi spiego meglio. Chi guadagna da un reddito, ipotizziamo, dai 50.000 euro in su, non avrà più diritto alla detrazione, che ne so, per le spese sanitarie piuttosto che per altre cose attualmente detraibili. Dovrà pagare per intero. Chi è sotto questi 50.000 potrà utilizzare ancora le detrazioni più o meno come si usano oggi, ma tutti e due, diciamo, sotto e sopra soglia, avranno il vantaggio di un'unica aliquota fiscale. Che cosa vuol dire? Pagare meno, pagare più facilmente, perché non ci saranno molti meno conti da fare, è intuibile, e speriamo pagare tutti, evitare forme di l'evasione e anche varie forme di elusione, semplificando il sistema. Contemporaneamente un effetto collaterale positivo: maggior denaro nelle tasche dei consumatori e delle aziende vuol dire maggiori consumi, maggiori investimenti, e speriamo che questo shock, diciamo, positivo faccia un volano per l'economia interna, per la domanda interna del paese, e quindi ponga una fine autentica alla crisi e alla fiacchezza della crescita. Oggi siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi, siamo ancora in una situazione, stiamo ancora ricostruendo sulle macerie e va molto lenta, la situazione è in lentissimo miglioramento. Abbiamo bisogno di un'accelerata, di una sferzata per rimanere al passo con tutti i paesi avanzati, in particolare quei partner europei, ma non solo. Di conseguenza la flat tax, secondo noi, è la strada giusta. Peraltro, partiamo da un assunto: i detrattori della flat tax, a cominciare dal ministro Padoan, sono proprio coloro i quali, con le ricette opposte, quindi una fiscalità oppressiva, una tassazione indiretta soffocante, e hanno non risolto i problemi. Poi criticano chi vuole cambiare, ma un debito pubblico che continua a crescere nonostante l'austerity. Siamo ben oltre i 2.200 miliardi di euro di debito pubblico. Vuol dire che c'è un sistema malato. I metodi utilizzati fino ad oggi non sono serviti se non a far crescere il debito pubblico, contemporaneamente facendo male ai nostri cittadini. Un dato per tutti: Sappiamo tutti che cos'è la riforma Fornero, fatta per rendere più sostenibile il sistema delle pensioni, che guarda un po' dal 2011
al 2017 la spesa pensionistica italiana è cresciuta dal 15 al 17% del PIL. Cosa vuol dire? Che perfino la riforma Fornero, che ha fatto danni concreti a tante persone, non è servita. Le ricette dell'austerity, le ricette proposte dai governi degli esperti da Monti in poi, o governi del PD se preferite, sempre da Monti fino a poco tempo fa, hanno comportato dolore per i nostri cittadini e le nostre imprese e nessun beneficio, ma anzi ha aumentato il debito pubblico. Massimo Candura, i vostri avversari politici, nonché, come li ricordava anche lei, i detrattori della flat tax, dicono che con questo sistema verrebbero avvantaggiati i grandi ricchi e penalizzati invece non solo appunto le fasce più deboli e più povere della società, ma anche quel ceto medio che poi dovrebbe proprio essere la chiave, insomma, della ripresa. In sostanza dicono sì, così l'operaio della Fiat verrebbe a pagare la stessa quota di tasse di Agnelli. No, perché l'operaio che prende, ipotizziamo, 25.000 euro lordi l'anno, paga il 15% non sui 25.000 euro, ma su quei soldi, meno una zona senza tasse, una quota senza tasse che potrebbe arrivare tranquillamente ai 10-15.000, e paga il 15% sul rimanente. Il grande imprenditore che ha un reddito personale, ipotizziamo, di 100.000 euro l'anno, non solo è vero si troverebbe a pagare il 15% di quella cifra, ma non avrebbe la possibilità di applicare le detrazioni che invece la famiglia dell'operaio si troverebbe comunque a poter applicare. Inoltre bisognerebbe, e noi vorremmo aggiungere il quoziente familiare, per cui sia il reddito del nucleo familiare a essere considerato, non il reddito del singolo. Questo per ovvi motivi, sostanzialmente per motivi di equità sociale. Di conseguenza, lungi dal diciamo danneggiare qualcuno, è a beneficio di tutti, ma soprattutto in ultima analisi, ribadisco, il beneficio maggiore è quello della ricaduta sull'economia vera, reale, di un peso minore della fiscalità, che poi, parliamoci chiaro, più sono alte le tasse, più è alto l'incentivo per chi, diciamolo pure, disonesto, le vuole evadere. Bisogna trovare un punto di equilibrio. La flat tax può essere un punto di equilibrio. Si possono riuscire ad abbassare le tasse? Sì. Molti l'hanno promesso, insomma, lei lo sa bene. La flat tax è una forma di riduzione fiscale. Ci sono dei costi perché comunque a regime la flat tax ci metterà 2-3 anni a entrare a regime come ricadute sul PIL, che comincia ad aumentare. Di conseguenza sappiamo bene che chi compra un bene paga dal 4 al 22% di IVA a seconda del tipo di bene che va a acquisire, quindi effettivamente l'aumento, diciamo, della spesa da parte dei privati aumenta anche il gettito fiscale, in questo caso tassazione indiretta, dello Stato. I primi 2 anni saranno i più difficili, ma abbiamo una proposta. Ci sono più o meno 1 miliardo di euro di crediti inesigibili dell'Agenzia delle Entrate. Cioè, cosa vuol dire? Cartelle dell'Agenzia delle Entrate verso persone che hanno subito un fallimento, persone che non riescono a pagare perché nulla tenenti, persone che non riescono a pagare in rapporto al proprio reddito perché la cartella è troppo alta. Da anni giacciono nei cassetti dell'Agenzia delle Entrate queste cartelle. Noi proponiamo una rottamazione, cioè cosa vuol dire? Con determinati parametri permettere di pagare una frazione del dovuto per chiudere il debito con l'Agenzia delle Entrate, producendo il vantaggio che ciò che oggi è carta morta da anni in un cassetto diventa contante nelle casse dello Stato e libera privati cittadini da degli oneri talmente pesanti che non gli permettono nemmeno di aprire una partita IVA, chiaramente, perché chi è fallito e ha debiti con l'Agenzia delle Entrate è fuori dal sistema economico. Di conseguenza permettere da una parte un introito di denaro fresco che potrebbe aiutare e sostenere la flat tax nei primi 2 anni, dall'altra liberare delle persone da un sistema che si è annodato su se stesso e di conseguenza reinserire nel sistema economico persone che attualmente ne sono ai margini o totalmente escluse. Grazie a Massimo Candura, candidato per la Lega Nord e il centrodestra nel collegio del Senato di Treviso. Grazie. Grazie a voi.
Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi approfondimenti dedicati alle elezioni del marzo 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.